Passano i mesi. Il caso in realtà non è chiuso, come aveva sbrigativamente detto il capitano dei carabinieri Fioravanti. Gli stessi carabinieri, coordinati ora da un nuovo comandante, continuano a indagare, e lo stesso fa la polizia. Seguono però strade diverse. Mentre i carabinieri sono concentrati sulla posizione dei 4 indagati, e cioè Pierosu, Floris, Pau e Pintus, la polizia sta indagando su un possibile giro di prostituzione minorile nella zona di Carbonia. Quello che le voci della strada chiamano brutalmente il giro degli ovili. Nel maggio del 1990 viene effettuato un nuovo sopralluogo. Magistrati e avvocati partono da via Napoli a Carbonia e ripercorrono il tragitto fino al bosco di eucalipti di Punto Trettu. C'è l'uomo che ha confessato e c'è il padre di Gisella Orru, che a un certo punto si rivolge a Pierosu e gli dice: «Dilla la verità, dilla qui e ora». Pierosu non si scompone, non risponde. All'inquirente ha continuato a fornire la sua versione. È stato Licurgo Floris a uccidere la ragazza, con la complicità di un altro uomo, Giampaolo Pintus. «Io ero lontano, ero in macchina», dice Pierosu. «Non ho partecipato». Al boschetto di eucalipti, durante il sopralluogo, viene portato anche Licurgo Floris. Urla a Pierosu: «Miserabile, hai rovinato la mia famiglia. Dilla la verità. Sei un miserabile, me la paghi. Ti faccio mutilare». Tutto si basa sulla confessione di Pierosu. Altri elementi non ce ne sono. Nell'auto di Floris non è stata trovata nessuna traccia di Gisella Orru. Quelli che erano stati scambiati per capelli erano in realtà setole di maiale e peli di coniglio. Le chiazze scure su una stuoia non sono di sangue. E poi ci sono le incongruenze nel racconto di Pierosu. Dall'autopsia è emerso che Gisella Orru aveva mangiato quella sera, prima della morte. Eppure Pierosu non ha saputo dire niente su questo punto, l'ha ignorato. E non sa rispondere nemmeno alla domanda più logica: perché è stata uccisa Gisella Orru? E la sabbia trovata tra i capelli della ragazza assassinata non corrisponde alla sabbia presente sulla spiaggia di Punta Trettu, dove, secondo Pierosu, è avvenuto l'omicidio. Il 15 giugno 1990 accade qualcosa. Un uomo che cammina lungo un sentiero su una collina, tra il Cagliaritano e il Basso Sulcis, nota alcune scritte su una roccia. Sono in un punto dove si arriva solamente a piedi. Sulla roccia è scritto: «Aiutatemi, vogliono Gisella. Chiedo aiuto, SOS, Gisella Orru, 1989». E poi «Salvatemi». E ancora: «Aiuto da Gisella Orru». Può essere tutto, può essere uno scherzo, pessimo. Potrebbe anche essere un banale tentativo di depistaggio. Quelle scritte però sono sbiadite dal sole, altre sono semicoperte dal muschio, segno che sono lì da tempo. E allora c'è anche un'altra ipotesi. L'autopsia non è riuscita a stabilire esattamente l'ora della morte. Il corpo è stato in fondo al pozzo sifone, dove è stato trovato semi immerso nell'acqua. E incautamente i vigili del fuoco, appena è stato portato fuori dal pozzo, hanno versato secchiate d'acqua per pulirlo, rendendo ancora più complicato determinare l'ora della morte. È possibile, ma ovviamente è solo un'ipotesi, che Gisella Orru sia stata tenuta prigioniera prima di essere uccisa. È appunto solo un'ipotesi, suggestiva, ma non suffragata da nessun elemento concreto. Si potrebbe effettuare una perizia calligrafica sulle scritte trovate sulle rocce. Quella perizia però non verrà fatta. C'è una confessione, ci sono 4 indiziati. Inutile per la procura percorrere altre piste, cercare altrove. A Carbonia in molti sono convinti che Pierosu stia in realtà coprendo qualcun altro, altri nomi, che le cose siano andate in maniera diversa e che ci siano persone che, pur non essendo coinvolte, sappiano tutto di quegli strani giri a cui tanti hanno accennato senza mai parlare esplicitamente e soprattutto senza fornire indicazioni a chi sta conducendo le indagini. La polizia, come detto, sta indagando in quella direzione, su un possibile giro di prostituzione minorile.
È un'ipotesi che viene presa in considerazione e rafforzata anche da nuove telefonate anonime che continuano a segnare questa vicenda. Pier Giorgio Pulisci ha scritto un romanzo, La donna nel pozzo, che è ispirato alla storia di Gisèle Leroux. Ecco che cosa dice. Secondo me, questa storia non è stata dimenticata ed è così importante per la Sardegna e in modo particolare per quel territorio per via di un senso di colpa quasi collettivo. Io parlando con le persone a volte avevo la sensazione che loro si sentissero in colpa per non essere riusciti a proteggere questa ragazza e tante altre ragazze che per fortuna non hanno avuto quel destino così tragico, ma che sicuramente sono state vittime del malessere che regnava in quegli anni. Io ricordo anche che Carbonia in quel periodo era una città strategica nello snodo del narcotraffico isolano, quindi c'era anche un problema di droga, per esempio, molto molto forte. Difficilmente la Sardegna aveva conosciuto reati e omicidi con un tale livello e grado di efferatezza. La ragazza non solo era stata uccisa, era stata stuprata in maniera brutale. L'occultamento del cadavere chiaramente ha suscitato grande curiosità, non è così comune gettare un cadavere, cercare di occultarlo in un sifone di una condotta idrica. Quindi ci sono tanti elementi che secondo me hanno reso questo delitto così importante nella cronaca nera sarda, ma soprattutto gli hanno dato un posto di rilievo nell'immaginario collettivo della comunità sarda. Nell'ottobre del 1990 il pubblico ministero, Alessandro Pili, comunica la chiusura delle indagini sull'omicidio di Gisèle Leroux. Chiede il rinvio a giudizio per Salvatore Pirosu, Licurgo Floris e Giampaolo Pintus. Per Gianna Pau chiede invece il proscioglimento. Il documento del pubblico ministero è di 12 pagine. Ricostruisce gli elementi a disposizione sottolineando le forti incongruenze del racconto di Pirosu. Il pubblico ministero, chiedendone il rinvio a giudizio, sostiene che Pirosu, al contrario di quanto afferma, avrebbe partecipato attivamente sia allo stupro sia all'omicidio di Gisèle Leroux. Il delitto potrebbe essere avvenuto, scrive Pili, con uno dei cacciaviti sequestrati nel bagagliaio della Fiat 131 di Licurgo Floris. Per il pubblico ministero, pur con molti punti da chiarire, le cose potrebbero essere andate in parte come ha raccontato Pirosu, e cioè l'omicidio sarebbe avvenuto proprio nel luogo indicato da lui. Solo che lo stesso Pirosu non sarebbe rimasto affatto in auto, lontano da ciò che stava accadendo, ma sarebbe stato invece uno dei protagonisti attivi della vicenda. Per il pubblico ministero gli autori dell'omicidio sarebbero stati 3 uomini, Pirosu, Floris e Pintus. Non ci sarebbe nessun altro coinvolto, nessun nome coperto o nascosto. Il giudice per le indagini preliminari a cui spetta la decisione sul rinvio a giudizio e sul proscioglimento stabilisce il rinvio a giudizio dei soli Pirosu e Pintus. Alle accuse per Pirosu aggiunge quella di ratto a fine di libidine, che invece non era stato indicato nella richiesta del pubblico ministero. Il GIP considera falsa la ricostruzione di Pirosu secondo cui Gisèle Leroux era una ragazza disinibita e avrebbe partecipato volontariamente alla serata che si è conclusa con il suo omicidio. Il GIP decide per il proscioglimento di Gianna Pau, come richiesto dallo stesso PM, ma decide di prosciogliere anche Giampaolo Pintus. Per entrambi chiede il non doversi procedere in ordine ai reati a loro ascritti per non aver commesso il fatto. In sostanza, per il GIP, Pintus e Pau sono stati coinvolti nella vicenda da Pirosu solo per coprire la sua reale responsabilità. Gli avvocati di Pintus hanno dimostrato, attraverso testimonianze riscontrate, che la sera dell'omicidio lui non si è allontanato da Carbonia. Era in compagnia di diverse persone, ci sono conferme. Quanto a Gianna Pau, anche lei ha un alibi piuttosto solido. Il 28 giugno era a Cagliari. Lo prova il registro del SERT, il servizio per le tossicodipendenze. Era lì per ritirare la dose di metadone, la sostanza utilizzata per alleviare i sintomi dell'astinenza in chi si sta cercando di disintossicare dall'eroina. Sia Pau
sia Pintus compariranno però in aula al processo in quanto testimoni. Il processo a Salvatore Pirosu e Licurgo Floris inizia a Cagliari l'8 marzo 1991. Tutto si basa sulle affermazioni di Pirosu, altri elementi non ce ne sono. Non ci sono prove, ma in realtà nemmeno indizi. L'avvocato di Licurgo Floris, Pietro Gambardella, tenta di smontare la ricostruzione di Pirosu. Ecco cosa disse nella puntata di Telefono Giallo dedicata alla vicenda. Pirosu fa una prima descrizione che assolutamente io la ritengo risibile, dottor Augias, perché quando si dice sono stato avvicinato da Floris, che in quel giorno lei l'ha ricostruito, mi ha chiesto dimmi un po' chi è Gisella Orrù, significa che non conosceva Gisella Orrù. Come mai una settimana dopo poi Floris, durante il famoso incontro nella 126, pone a braccetta Floris con Gisella Orrù che non conosceva prima? La pineta di Mazzaccara è il risultato che è assolutamente inventata da Pirosu, perché quella povera ragazza in quella pineta non c'è mai stata. Abbiamo il riscontro di una carenza assoluta di una causale perché Floris uccidesse questa poveretta e bisognerebbe spiegarsi ma come mai ucciderla? Era d'accordo per un congresso carnale secondo quello che racconta Pirosu e allora l'avrebbe uccisa solo perché non avrebbe aderito ad un rapporto contro natura, ma questo è risibile, ma chi ci crede? Ma mi consenta, questo è contrologico, è assolutamente contrologico. Non c'è nessunissimo riscontro, non c'è un minimo di riscontro per quanto riguarda la traccia delle tracce di sangue nella macchina. Il primo giorno in aula sono presenti tutti i parenti di Gisella Orrù. Dice il padre parlando con il giornalista Paolo Matteo Chessa. Cosa mi aspetto? Teoricamente la verità. I giudici hanno il potere di far parlare la gente e per gente non intendo gli imputati. Di Salvatore Pirosu dice odio? No, solo rancore per chi come lui si nasconde dietro qualcosa o qualcuno. Ho visto che in aula c'è anche Floris. Ancora oggi non ho un elemento per dire che lui c'entri qualcosa. C'è solo Pirosu che lo accusa, ma il suo racconto continua a fare acqua da tutte le parti. Il processo inizia con le domande a Pirosu. Sostiene la sua tesi, quella che ha sempre ripetuto durante gli interrogatori. A volte risponde alle domande dicendo non ricordo, non so. Alla domanda sei sicuro di aver visto Gisella Orrù, che correva nuda inseguita da Floris e Pintus, anche loro nudi, risponde «Beh, mi è sembrato così». E poi loro sono usciti dalla pineta portando il corpo di Gisella coperto nella stuoia che si erano portati prima. Non so, sulla stuoia c'erano anche gli indumenti che hanno poi messo nel cofano insieme alla ragazza. Io stavo piangendo, ero spaventato. Poi loro sono saliti in macchina, sempre nudi. Ci siamo avviati. Floris mi ha imposto di andare avanti, di camminare con le sole luci di posizione mentre lui mi indicava la strada da fare con le frecce della sua 131. Arrivati all'incrocio con Isurigus, mi ha indicato di andare a sinistra. Gli chiedono chi scelse il luogo. Dice Pirosu, lo scelsi io, con la Pau. Dopo Floris si è fermato. Loro due sono scesi prima nel canalone e non ho visto quando hanno gettato il corpo. Ho rimesso io la stuoia nel cofano della 131 perché me lo ha detto Floris. Mi sono sentito le mani umide. Non so se era sangue. E in quel momento ho visto sul cofano 2 cacciavite e un crick. No, non ho visto un casco da motociclista sul sedile posteriore dell'auto di Floris. Quindi Pirosu, anche in aula, durante il processo, coinvolge ancora Pintus e Pau, che pure non sono imputati. Dice di non aver visto sul sedile dietro dell'auto un casco da motociclista che pure Floris sostiene di tenere sempre sul sedile posteriore, in quanto spesso si sposta in moto. E in effetti, sul sedile posteriore della sua auto un casco è stato trovato. Quando il giudice fa notare a Pirosu che non è vero che dalla sua finestra si possa vedere all'interno della casa dove viveva Gisella Orrù, così come aveva sostenuto, lui risponde: non so perché ho detto che la vedevo nuda.
La vidi solo una volta con una vestaglia trasparente, ma non mi interessava, non la pensavo proprio. Quando avevo certe necessità andavo a Cagliari, pagavo e via. E poi il turno di Floris. Il giudice gli fa notare che ha dei precedenti, che non è la prima volta che la giustizia si occupa di lui. Floris risponde: «Sì, ma ancora non ho capito perché Pirosu ce l'ha con me. Perché mi accusa? Io non gli ho fatto niente, a malapena lo conoscevo. Mi ha rovinato la famiglia, non capisco cosa voglia da me. Cosa devo fare?» E poi, continua Floris, che motivo avrei avuto di uccidere quella povera ragazza? Io non la conoscevo, l'ho vista per la prima volta sul giornale. Pirosu dice che volevo stare con lei, ma in quel caso perché avrei dovuto rivolgermi a lui? Poi continua. Pirosu dice che si è appartato nella mia auto con Gianna Pau, però lei nega di essere stata presente quella sera e il giudice evidentemente le ha creduto. Se davvero si fosse appartato sul sedile posteriore della mia auto, avrebbe notato che cosa c'era su quel sedile. Prima di tutto il casco da motociclista che tengo sempre lì. Eppure lui non ne ha mai parlato. Perché? È un processo in cui tutto ruota attorno alle dichiarazioni di uno dei due imputati. L'altro nega ogni cosa. Non esiste nessun riscontro, nessuna prova, nessun'altra testimonianza. E appare evidente ai cronisti che stanno seguendo il processo che il racconto di Salvatore Pirosu presenti molti punti poco chiari, che in quello che dice ci siano forti contraddizioni. Il processo è seguitissimo. A Carbonia sono in pochi a credere che Pirosu stia dicendo la verità. Continuano incessante quelle voci e le ipotesi su un collegamento con il suicidio di Liliana Graccione. Dice Paolo Matteo Chessa. Che fossero collegate non lo si può affermare con certezza. Ci sono circostanze che fanno propendere per quella direzione. Liliana frequentava lo stesso istituto scolastico di Gisella. Liliana era finita a suo malgrado in un giro abbastanza delicato, appurato poi col tempo, però è altrettanto vero che anche Liliana, per quanto se ne seppe in maniera del tutto ufficiosa, diciamo che era stata, per così dire, adocchiata, nel senso che anche Liliana era una bellissima ragazza e forse qualcuno ci aveva messo gli occhi addosso, come nel caso di Gisella. Sui giornali vengono riportate le ipotesi di adulti che costringevano giovani ragazze a prostituirsi. Ma come detto rimangono sempre voci, ipotesi. Dice ancora Chessa. Ma obiettivamente riscontri oggettivi zero. Vox Populi in più occasioni aveva orientato i riferimenti proprio in quel senso. Personalmente un contatto un po' strano con un individuo che poi non riuscì mai a identificare, che si professava fotografo, il quale mi contattò per strada sostenendo che ciò che io andavo raccontando a proposito di certi giri era comunque verità e lui ne aveva avuto prova provata proprio con la sua attività, fotografando probabilmente scene o ragazze in situazioni particolari. Ma ripeto, questo lo sosteneva lui. Questo signore, ahimè, non ebbe più occasione di rintracciarlo. È come se in tanti seguissero quel processo convinti, sicuri che si stia rappresentando una verità parziale, di comodo, utile a chiudere in qualche modo la vicenda senza però andare oltre. Si resta sempre in superficie, senza guardare oltre le dichiarazioni di Pirosu, come se ci fossero due storie parallele. Quella rappresentata in tribunale e quella a cui tutti alludono, di cui parlano tra loro, dando quasi per scontato che però quell'altra storia, quella sotto la superficie, resti appunto nascosta, coperta, che non possa mai emergere veramente. Dice Pier Giorgio Pulisci. Io ti posso citare però una lettera anonima che venne pubblicata dall'Unione Sarda a pochi giorni dal ritrovamento del cadavere di Gisella Aurù. È stato certificato che questa lettera fosse stata scritta da una ragazza che non si è firmata, non ha voluto dire il proprio nome, però lei sosteneva
di conoscere almeno 2 persone responsabili dell'omicidio. Diceva anche che come Gisella era una ragazza molto ricattabile, perché era finita in questi giri, e lei diceva che se altre persone si fossero fatte avanti, lei avrebbe parlato e avrebbe raccontato molte verità che potenzialmente avrebbero danneggiato tante persone potenti, ma se nessun altro si fosse fatto avanti, lei non se la sentiva, non aveva il coraggio, quindi evidentemente aveva paura. E visti i fatti, perché poi il delitto di Gisella Orru è un delitto strano, c'è una costellazione di altri delitti attorno al suo, probabilmente delitti scaturiti proprio per chiudere delle bocche, creare dei depistaggi, celare la verità. Quindi questo ha sempre suscitato da una parte il legittimo sospetto che ci fossero dei personaggi, diciamo, potenti, che potevano in qualche modo anche manovrare gli inquirenti, e dall'altra probabilmente il fatto che fossero così potenti, che avessero un potere anche economico così forte, ha chiuso tante bocche, ha reso molte persone, come posso dire, ha fatto paura. Tieni conto, ecco, che in quel periodo Carbonia viveva una fortissima depressione a livello economica, c'era una crisi delle miniere che quindi aveva portato a una crisi economica molto profonda, persone lacerate dal non avere letteralmente nemmeno i soldi per poter sfamare i figli. Quindi probabilmente chi è stato coinvolto in questo omicidio aveva anche un potere economico per, non dico ricattare, ma comprare il silenzio di alcune persone, ed evidentemente quel potere economico lo ha ancora oggi. Diversamente non mi spiego perché nessuno si sia mai fatto avanti in tutti questi anni. L'11 marzo si tiene la seconda udienza. Parla in aula Gisella Orru. Indica Pirosu, dice: «È lui che ha venduto mia figlia. L'ha messa nelle mani di chi poteva garantirgli donne, soldi e un posto di lavoro. Voglio sapere a chi l'ha venduta». Mia figlia era diversa da come l'hanno descritta. Non saliva in auto con una vicina di casa, figuriamoci con uno sconosciuto. Con lui, con Pirosu, era diverso. Era uno che l'aveva vista crescere, che l'accompagnava anche a comprarsi le scarpe. Quando l'avvocato difensore di Pirosu, secondo uno schema collaudato e che si ripete spesso in processi come questo, purtroppo ancora oggi, tenta di descrivere la vittima come in qualche modo responsabile di ciò che è avvenuto, parlando di atteggiamenti provocanti e disinibiti, Gisella Orru si alza in piedi e urla: «No, lei non può dipingerla così, non glielo permetto». Depone la nonna di Gisella, Gina Vacca. Anche lei parla di Salvatore Pirosu. «Quel signore, ma merita di essere definito così, lo avevo come un figlio, mai avrei sospettato di lui. Nella telefonata che mi arrivò quel 29 giugno, un uomo mi chiese: «È lei la signora Luigina?», per poi sentire una voce femminile che aggiunse: «Gisella è con noi, andiamo in ferie per un mese». Molto strano, perché tutti mi conoscono come Gina e solo lui, Pirosu, mi chiama Luigina. Depone anche Tiziana, la sorella minore di Gisella. Pirosu ha descritto anche lei come una che provocava. Ha detto che si faceva prestare da lui riviste pornografiche. La ragazza lo smentisce. «Sapevo che le leggeva», dice. «Le ho viste in casa sua. Mi propose di leggerle. Io risposi che non mi interessavano. Una volta mi chiese anche se avevo qualche amica disponibile». Tiziana Orru e Luigina Vacca parlano di Salvatore Pirosu come uno di famiglia, uno di cui si fidavano. Lo dice anche Natascia, l'amica di Gisella, che spiega che tante volte Pirosu le aveva accompagnate a delle feste o al mare. In aula testimonia anche una vicina di casa degli Orru e di Pirosu. Dice che la notte del 28 giugno ha visto rientrare Pirosu e Gina Vacca e dopo poco ha visto Pirosu uscire di nuovo, salire sulla sua 126 e dirigersi verso la periferia. Pirosu non aveva mai detto di essere uscito di nuovo, dopo aver accompagnato la nonna di Gisella a cercare la nipote. Continua a ruotare tutto attorno alle deposizioni di Pirosu, piene di buchi e cose che non tornano. A deporre viene chiamato Vincenzo Pagno, comandante dei vigili urbani di Carbonia.
Parla delle telefonate anonime. Dice che la prima arrivò al suo ufficio il 10 luglio. Una voce femminile disse: correte, correte, sono disperata. Vicino all'ospedale c'è la macchina dell'assassino. È una Fiat 131 di color violetto. Dopo mezz'ora l'auto fu individuata, era quella di Floris. Pagno riferì della telefonata al comandante dei carabinieri. 4 giorni dopo la stessa voce di donna telefonò di nuovo. So di un ragazzo che avrebbe visto Gisella che veniva invitata a salire su una 126 bianca. Pagno tornò dai carabinieri e seppe che anche loro avevano ricevuto una telefonata simile, che l'avevano registrata. Riascoltò la registrazione, la voce era sempre la stessa. Una donna apparentemente tra i 40 e i 50 anni. Quelle telefonate sono importanti perché di fatto anticipavano ciò che poi sarebbe successo, cioè l'arresto di Piroso e Pintus, e allo stesso tempo, in qualche modo, coinvolgendo le due auto, anticipava anche quello che sarebbe stato il racconto di Piroso. Altro punto fondamentale: la deposizione di Sergio Montaldo, direttore dell'Istituto Universitario di Medicina Legale. Dice sì, nella relazione della perizia conclusi che la data della morte poteva risalire a una decina di giorni dalla data del ritrovamento del cadavere. Ma non è un dato preciso, vincolante. Credo però che il lasso di tempo sia collocabile in 8-10 giorni. L'oggetto utilizzato per il colpo al cuore poteva essere un ferro da calza o un punteruolo. Escludo che potesse essere un cacciavite. Il medico legale poi conferma che nello stomaco di Giselle Roux furono trovati i resti di un pasto. La morte avvenne 3 ore dopo quel pasto. Escludo, dice il medico legale, che potesse trattarsi dei resti di un pranzo tra le 13 e le 14. Il decesso blocca la digestione. La ragazza aveva mangiato 2 o 3 ore prima di essere uccisa. Pirosu viene interrogato su questo punto. Dice: non so se loro si sono fermati a mangiare. Io ho fatto un'altra strada. Per loro intende Floris, Pintus, Pau e Giselle Roux. Allora il pubblico ministero gli chiede: ma se non li seguiva con la sua auto, perché è andato anche lei lì? Non so, risponde Pirosu. Appare tutto incredibile. Incredibile nel senso che è difficile credere a Pirosu. Ma durante il processo succedono altre cose strane e inquietanti. A deporre viene chiamato un sottufficiale dei carabinieri. Gli chiedono di confermare se fu la telefonata anonima di cui ha parlato il capo dei vigili urbani a indirizzare le indagini. Sì, risponde il carabiniere, il contenuto della chiamata fu quello. Bene, dice il presidente della corte, ascoltiamo quel nastro. Il fatto è che non si trova più, risponde il sottufficiale. Spiega anche che quelle telefonate non erano segnate sul registro proprio perché anonime. Ma per favore, si arrabbia il presidente, tutta questa storia è fatta di telefonate anonime. A questo punto, come ovvio, viene chiamato l'ex comandante dei carabinieri di Carbonia, Roberto Fioravanti, che ha lasciato la Sardegna e ora comanda la stazione dei carabinieri di Foligno. Spiega che le telefonate anonime furono parecchie e che a un certo punto, visto che le indagini stagnavano, si decise di vagliarle tutte. Parla di una telefonata in particolare. Una donna ci disse che la sera del 28 giugno un giovane di Carbonia notò alla fine di via Napoli una ragazza che discuteva con un uomo che tentava di farla salire su una 126 bianca. Cercammo quindi di individuare chi possedesse quell'auto. Natascia, l'amica di Gisella, ci disse che Pirosu aveva una 126 bianca con la quale accompagnava spesso lei e Gisella alle feste. A Fioravanti viene chiesto del nastro, quello con la registrazione della telefonata anonima decisiva per le indagini. Risponde: quando andai via lo lasciai a Carbonia con tutti gli atti. Quel nastro non si troverà mai, né mai sarà individuata la donna, sempre la stessa, che aveva fatto in quei giorni le telefonate anonime. Dice Paolo Matteo Chessa. Diciamo che questo è forse il capitolo più delicato. Aveva
gettato insomma qualche ombra sull'operato di chi aveva indagato. Io dico che gli addetti ai lavori avrebbero qualche difficoltà ad accettare che si possa sostenere di aver smarrito un nastro da registrazione di un Revox. Chissà cos'è un Revox, cioè un grosso registratore fisso. Conosce bene anche la grandezza dei nastri, non è un qualcosa che se cade per terra lo si perda. In sede di processo in Corte d'Assise, quello di primo grado, l'allora comandante della compagnia Carabinieri di Carbonia sostenne, o per meglio dire si giustificò in qualche modo, dicendo che non era stato smarrito, ma più semplicemente era stato sovrascritto. C'è un po' incredibile in una indagine d'omicidio sovrascrivere un nastro. Della sparizione di quel nastro parlò anche durante la trasmissione Telefono Giallo del 1992 Corrado Augias con l'avvocato di Licurgo Floris, Pietro Gambardella, e con l'avvocato Schirò, che rappresentava Gisello Orrù. Sì, sono ben informato, tra l'altro è stato smarrito. Questa è ciò che abbiamo appreso. L'avvocato Gambardella. Stranamente l'avvocato Gambardella difende il Floris. Licurgo. Sì. Difendeva il Floris. Ma ha dichiarato stranamente di non trovarlo più. Chi l'ha dichiarato? Capitano Fioravanti. Vi era la possibilità di fare un accertamento fonetico, la possibilità di distinguere la voce. Era un elemento comunque da tener presente, elemento processuale, e che non doveva assolutamente sparire. È una cosa io ritengo vergognosa, non voglio dire altro. L'avvocato Schirò condivide? Condivido quello che dice il collega e dico che noi avevamo una grande attenzione verso questa registrazione. Abbiamo tentato, infatti eravamo sicuri che attraverso l'audizione di quella voce si potesse in qualche modo capire qualcosa di più. E invece non è stato possibile. Dottor Augias, mi scusi, badi che venne smarrito anche il nastro che il capitano Pagno, comandante dei vigili urbani, fece avere al capitano Fioravanti, e quindi si smarrì completamente il tutto. Ma scusatemi, io non capisco bene una cosa. Adesso io so che queste faccende devono essere trattate con grande delicatezza, certo. Ma quando voi dite questa cosa, volete insinuare forse che c'è stata colpa, no, è un fatto storico, sbatataggio, è un fatto storico. Oppure che c'è stato un qualche no, è diciamo smarrito. Vabbè. È un fatto storico. Però se diciamo smarrito facendo quella faccia, avvocato. Scusi, è lei che faccia farebbe di fronte ad un fatto del genere? Ma scusi, se questo è un delitto privato, se questo è un delitto sordido, come sembra, perché i carabinieri dovrebbero smarrire, come lo dice lei, un nastro? Questo non è un delitto che implica cose di potere, cose di organizzazione. Dottor Augias, la realtà storica è che l'hanno smarrito. Ho capito. Il 15 marzo emerge un altro fatto strano. Dal carcere, dopo l'arresto, Salvatore Piroso ha chiesto, con una lettera a una nipote, di recuperare un'agendina dei ferri da maglia numero 4 che secondo lui i carabinieri avevano sequestrato a casa di sua madre. Il presidente della corte chiede a Piroso perché volesse recuperare quegli oggetti. Perché non erano roba mia, risponde Piroso. E comunque quei ferri erano in alluminio morbido. Lo dice come a voler escludere che uno di quei ferri potesse essere l'arma del delitto. Il fatto però è che i carabinieri di Carbonia sostengono di non aver mai sequestrato nulla di simile, di non aver mai sequestrato a casa di Piroso ferri da maglia. Eppure, dopo gli arresti, riferisce Paolo Matteo Chessa, qualcuno sostiene di aver visto sulla scrivania del capitano Fioravanti proprio 4 o 5 ferri da maglia, colorati, probabilmente in alluminio. Ma dove sono finiti quei ferri? Non se ne sa nulla, visto che i carabinieri negano anche di averli sequestrati. Ma non si sa più nulla anche di altri reperti, come alcuni frammenti individuati tra le ceneri del caminetto di casa Piroso. Anche in questo caso ci sono voci, solo voci. Si dice che fossero resti di coprisedili d'auto e di indumenti. Fatto sta che quei reperti, come il nastro, non si trovano più. E si tratta di si dice.
È tutta così questa storia, si dice, le voci affermano, e poi le telefonate anonime. Il processo in fondo è tutto qui. Non ci sono reperti da esaminare, manca l'arma del delitto. Si parla di un ferro da maglia. Ma perché l'assassino o gli assassini avrebbero dovuto portare con loro un ferro da maglia in un bosco di eucalipti? E se erano nudi, come sostiene Pirosu, dove lo tenevano questo ferro? Mancano i nastri delle telefonate anonime, mancano testimoni. Non ci sono tracce di Gisella Orru nell'auto Fiat 131 di Licurgo Floris. Due delle persone indicate da Pirosu come protagonisti di quella serata, Gianna Pau e Giampaolo Pintus, sono state scagionate e quindi al racconto fatto dallo stesso Pirosu mancano elementi di sostegno fondamentali. Si arriva così alla requisitoria del pubblico ministero, in un processo in cui manca tutto. Alessandro Pili inizia cercando di ribattere ad alcuni sospetti. Non fu la polizia giudiziaria a mettere in bocca a Pirosu il nome di Floris. Poi afferma: è indiscutibile. Pirosu ha partecipato a tutte le fasi, perché solo chi partecipò all'omicidio poteva conoscere certi particolari. E solo lui poteva conoscere il numero telefonico di Gina Vacca intestato alla figlia. Il PM sostiene che Pirosu abbia raccontato verità parziali e che menta quando dice di aver sentito Gisella Orru urlare e di averla vista fuggire. La distanza non lo avrebbe consentito. E poi il viaggio che Floris e Pintus avrebbero fatto completamente nudi con i cadaveri di Gisella nel bagagliaio? Bugie, solo bugie. Continua il PM. Pirosu non è malvagio, è solo stupido e il suo pentimento non è sincero. Però aggiunge, in ogni caso è un uomo che per anni ha amorevolmente accudito la vecchia e malata madre. È una frase strana, come se c'entrasse qualcosa con il processo in corso. Il pubblico ministero conclude indicando Licurgo Floris come organizzatore di tutta la vicenda. Chiede per lui la pena dell'ergastolo, mentre Pirosu, semplice delegato, così lo definisce, dovrebbe essere condannato a 25 anni, viste le attenuanti. L'avvocato Aldo Marongiu, che rappresenta la famiglia Orru, dice: è un processo che spaventa, con troppi buchi neri, omissioni, indagini tardive e incomplete, piste trascurate, verbali inesistenti, corpi di reato che spariscono, nastri magnetici che vengono sì trascritti ma non si trovano, perizie eseguite in ritardo. Quando Gisella scomparve il 28 giugno nessuno sembrò preoccuparsene. È molto grave. L'avvocato Schirò, parlando di Pirosu, dice: la perizia psichiatrica ha stabilito che non è uno psicopatico, ma solo un individuo che non ha senso morale. È un personaggio equivoco, che non ha confessato nulla, ha solo accusato altri, forse perché è lui il vero assassino. Un altro avvocato di parte civile, Salvatore Angelo Mameli, mette in dubbio totalmente la ricostruzione di Pirosu. No, Gisella non può essere stata caricata in macchina in via Napoli, perché a quell'ora in piena estate c'era troppa gente. Pirosu ha venduto Gisella a Floris per ricavarne in cambio soldi e sesso. Quello che Floris gli offriva era Gianna Pau, unica donna con la quale Pirosu sia mai riuscito a combinare qualcosa. Gavino Massidda, difensore di Pirosu, parla testualmente di contributo psicologico non proprio disinteressato fornito dai carabinieri nel corso degli interrogatori. Dice in sostanza che Pirosu può essersi inventato tutto, costruendo l'intera storia fotogramma per fotogramma come un film. Massidda chiede per Pirosu la soluzione per non aver commesso il fatto. Per Pietro Gambardella, avvocato di Licurgo Floris, dopo aver sposato la tesi sulla colpevolezza di Pirosu e degli altri, né i carabinieri né il giudice istruttore l'hanno più abbandonata. Eppure di piste non ne sono mancate, ma sono rimaste lettera morta. Va detto, la vera indagine sull'assassinio di Gisella Orru non si è fatta a Carbonia, ma nel carcere di Buoncammino, dove l'imputato è stato usato come motore investigativo. L'avvocato chiede per Floris
la soluzione per non aver commesso il fatto. La sentenza arriva dopo poche ore di Camera di Consiglio. Salvatore Pirosu viene condannato a 30 anni di reclusione, una pena più alta di quella richiesta dal pubblico ministero. Licurgo Floris è assolto. Nei mesi successivi, in attesa del processo d'appello, continuano le telefonate e le lettere anonime. In una lettera arrivata nella redazione di un giornale e consegnata ai magistrati, si parla di un'altra donna vista in via Napoli a Carbonia la sera della scomparsa di Gisella Orrù. È scritto: era elegantemente vestita, aveva una camicetta sul rosso e alcune collane. Arriva anche l'annuncio di una taglia che un comitato di cittadini sarebbe pronto a offrire a chiunque fornisca nomi o indizi attendibili, documentandoli, sull'identità degli assassini di Gisella. La ricompensa sarebbe inizialmente di 100 milioni di lire, che possono aumentare di altri 10 milioni se le informazioni dovessero essere risolutive. Come far avere le informazioni? Basta una busta chiusa da consegnare a un sacerdote, magari durante la confessione. Il processo d'appello si apre con quello che i giornali chiamano colpo di scena. Pirosu parla davanti ai giudici. Scusate, mi sono inventato tutto, o quasi. Ho confessato in parte ciò che leggevo sui giornali, in parte i suggerimenti dei carabinieri che mi dicevano che me la sarei cavata con solo una condanna per occultamento di cadavere. Dice anche che i carabinieri l'hanno preso a schiaffi. Sostiene che il 28 giugno 1989 accompagnò Gisella Orrù in via Trento, dove era in attesa Floris. Poi me ne andai, dice. Andai a Cagliari con una prostituta. Poi però qualche giorno dopo chiede di fare una dichiarazione. Dice: voglio correggere quanto ho detto l'altro giorno. Non è vero che fui preso a schiaffi, come non è vero che mi diedero suggerimenti su cosa raccontare. Quello che ho detto sulla notte del 28 giugno è tutto vero. Cambia la sua versione, poi torna di nuovo a quella iniziale. A parte questo, nel processo d'appello non emergono nuovi elementi. Gli unici elementi concreti sono le sue dichiarazioni. Il pubblico ministero torna a chiedere la condanna anche per Licurgo Floris. Qui in quest'aula, dice il PM, ha mostrato la freddezza del più cinico colpevole. Va condannato in nome di quella giustizia che gli uomini onesti pretendono. Sollecitiamo la condanna all'ergastolo, mentre per Pirosu la conferma della condanna della pena inflitta in primo grado. Per Pirosu non potrebbe essere richiesta una condanna più alta. Questo in base al divieto di reformatio impeius. In pratica, se il giudizio di primo grado non viene impugnato dal pubblico ministero, la pena per il condannato non può essere innalzata in appello. Il PM aveva infatti presentato appello solo per la soluzione di Floris e non per la condanna a 30 anni di Pirosu. Il processo dura pochi giorni. La pena di Salvatore Pirosu viene ridotta da 30 a 24 anni. Licurgo Floris viene condannato a 30 anni di carcere. Al termine del processo Floris dice: «Mi hanno condannato sulla base di un'infamia. C'è gente che sta godendo in silenzio per la mia condanna. Nessuno però ha il coraggio di parlarne, di dirlo apertamente. Vigliaccheria, come quella di chi sta continuando a mandare lettere anonime». Manca solo il verdetto della Corte di Cassazione. Dice Licurgo Floris: «Se dovesse succedere il peggio, mi ucciderò per davvero. Così qualcuno mi avrà sulla coscienza». Lo dice anche durante un'intervista televisiva. Io in carcere non ci voglio andare, perché non ho fatto niente, ho la coscienza pulita io. Cosa vuole che devo dire io? Non posso dire altro. Io di questa vicenda non ne so niente, proprio niente, sono scuro di tutto. Se mi dovesse andare male, preferisco più che mi ammazzi, perché vivo non mi prendono. Il 23 giugno 1992 la Corte di Cassazione si riunisce. Tutto finisce in poche ore. La sentenza viene confermata. Il cosiddetto giallo del pozzo finisce così, almeno a livello giudiziario, ma solo appunto a livello giudiziario. Questa storia a Carbonia, nel Sulcis, in tutta la Sardegna non è mai stata dimenticata.
e i dubbi sono rimasti, molti importanti, che durano ancora oggi. Dice Pier Giorgio Pulisci. Io credo che sicuramente una delle due persone condannate, quindi lo zio, come veniva chiamato dalle due ragazze, quindi sia da Gisella che dalla sorella Tiziana, abbia avuto un ruolo decisivo nel delitto. Nutro dei dubbi sul secondo condannato, Licurgo Floris. Ritengo molto probabile che i veri responsabili della vicenda o altri responsabili non siano stati nemmeno sfiorati dall'inchiesta di polizia giudiziaria, ma lo si capisce molto bene anche leggendo gli atti o semplicemente leggendo le valutazioni della perizia psichiatrica fatta a Salvatore Piroso. Non aveva un livello di quoziente intellettivo abbastanza alto da organizzare tutti quei depistaggi, da organizzare gli spostamenti del cadavere, il ritrovamento, coinvolgere le telefoniste anonime che hanno sempre un po', come posso dire, districato, manipolato i fili che tessevano un po', che cercavano di sbrogliare gli investigatori. Ecco, io non ritengo che lui da solo possa aver architettato tutto questo, quindi è molto probabile che ci siano delle persone che siano sfuggite dall'inchiesta e che abbiano manovrato nell'ombra anche sicuramente questo condannato, questo soggetto che appunto si chiamava Salvatore Piroso. Gisella Orrù lasciò Carbonia, insieme alla figlia Tiziana. Andò a vivere in Friuli, in provincia di Pordenone. Nel 2003 disse durante un'intervista: «Da allora non è cambiato nulla, almeno per quanto mi riguarda. Spero che il tempo trascorso possa aver aperto un varco nella coscienza di qualcuno. Mi riferisco a colui o coloro che videro cosa accadde la sera in cui mia figlia sparì. A queste persone dico che dopo così tanti anni devono avere la forza e il coraggio morale di dire ciò che sanno». Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 ottobre 2007, Licurgo Floris si uccide in carcere. Si impicca alla finestra della cosiddetta sala transiti del carcere Buoncammino di Cagliari. Aveva trascorso 14 anni da recluso. Nel 2003 era riuscito a ottenere il trasferimento in un istituto penitenziario in Sardegna, a Lanusei. Il giorno prima che si uccidesse, le avevano comunicato che sarebbe stato trasferito. Lo avrebbero portato in continente, lontano dalla Sardegna. Nei mesi precedenti aveva ottenuto permessi premi, poi la semilibertà, vincolata all'assunzione come manovale in un cantiere edile a Carbonia. Lavorava di giorno, di sera tornava in carcere. Dopo soli 3 mesi però Floris era stato licenziato. Il cantiere era in crisi, non c'era più lavoro. La semilibertà era stata revocata. E Piroso? Nel 2006 aveva ottenuto la semilibertà, poi grazie a sconti di pene e all'indulto era tornato libero. Viveva nella casa d'accoglienza Santo Stefano a Iglesias, una decina di chilometri da Carbonia. Da lì è scomparso. Nessuno ha più saputo nulla di lui. Si ipotizza che sia stato ucciso, che sia andato via da qualche parte per non farsi mai più trovare. Dice Paolo Matteo Chessa. Salvatore Piroso, che era ospite di una comunità nell'Iglesiente e di cui non si sapeva assolutamente nulla fino a quel momento, scomparve. Praticamente nelle stesse ore in cui si era diffusa la voce del suicidio di Licurgo Floris, il cosiddetto pentito scomparve. Da quel momento in poi nessuno ne ha più saputo nulla. Ma le ipotesi in questa vicenda si sono sprecate fin dal primo momento. C'è chi sosteneva che lo avessero eliminato, cosa di cui personalmente dubito. C'è chi, come me, ha pensato che fosse arrivato il momento di mettere una certa distanza fra lui e la Sardegna, passando presumibilmente alla cassa, come ho sostenuto e come ho scritto, passando alla cassa per esigere ciò che probabilmente gli era stato promesso.
L'abbiamo detto, questa storia in Sardegna non è stata dimenticata. Gisella Orrù aveva 16 anni. Dice Pier Giorgio Pulisci. Perché Gisella Orrù all'epoca era giovanissima, aveva 16 anni, era una ragazza molto bella peraltro. E questo sicuramente va un po' a incidere nell'immaginario collettivo, nel senso che si percepiva all'epoca che era una ragazza che aveva letteralmente tutta la vita davanti, aveva molte opportunità di lasciarsi anche alle spalle quel contesto che all'epoca era un contesto molto depresso a livello economico, a livello sociale. Lei non veniva da una situazione economica florida, di sicuro, per usare un eufemismo. Questo è uno dei grandi misteri del perché, nonostante siano passati 35 anni, ormai le persone che possono aver avuto un ruolo o comunque un'entratura in questo giro di prostituzione minorile, di festini di cui pare che ormai sia considerata una realtà storica, cioè sia una realtà fattuale, che questi incontri avvenivano in queste ville un po' nella periferia di Carbonia. C'è una verità giudiziaria, ma probabilmente c'è molto altro che è rimasto non raccontato, celato, come dice Pulisci. Ecco cosa dice ancora Paolo Matteo Chessa. Sulla vicenda di Gisella Orrù si è detto e scritto di tutto e il contrario di tutto, comprese le cose più inverosimili. Si era arrivati addirittura al satanismo, all'MS nere, insomma chi poteva diceva la sua senza porsi alcun problema. Questo a mio parere ha contribuito a far erigere, diciamo così, un muro impenetrabile dietro il quale si sono immediatamente riparate le persone che forse avrebbero potuto dire o raccontare quantomeno qualcosa di particolare. Ribadisco, si sono dette troppe cose inesatte e questo ha confuso le acque. Personalmente credo che si siano confusi anche gli inquirenti sulla scorta di queste tante versioni. Ma che cosa accadde quella sera, la sera del 28 giugno 1989? C'è un'ipotesi che però, è bene specificarlo, non ha mai avuto un riscontro investigativo e tantomeno giudiziario. E non è un'ipotesi formulata da una fonte precisa, ma che viene riportata a Carbonia da molti. Se ne parla come se fosse la verità storica, quella più plausibile, più probabile. Secondo questa ipotesi, Gisella Orrù non fu uccisa a Punta Treptow, ma l'omicidio avvenne in un posto chiuso, un casolare fuori Carbonia. Questa ipotesi dice che era stata portata lì ingannandola in qualche modo e che ad aspettarla c'erano uomini adulti che avevano pagato chi aveva condotto lì la ragazza. Gisella Orrù si era ribellata, aveva minacciato di raccontare tutto, di denunciare, e per questo era stata uccisa. È solo un'ipotesi, lo ripetiamo. Ha detto non molto tempo fa Gisella Orrù: è impossibile dimenticare. Non potrei né lo vorrei. Il ricordo di mia figlia vive con me. I miei pensieri su tutta la vicenda non sono cambiati, compresi i dubbi sulle responsabilità. Oggi come ieri credo che qualcuno sia rimasto nell'ombra. Di Salvatore Piroso non ho più saputo nulla. Vivo, morto, chissà. Attraverso la mediazione del cappellano del carcere cercai di incontrarlo, per guardarlo negli occhi e capire. Ma lui rifiutò con forza l'incontro. Amen. Avete ascoltato la seconda parte di Indagini sull'omicidio di Gisella Orrù. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi.